Ecco la situazione meteo. Con i massimi pressori sull'Europa centrale si instaura una corrente da est sul nord Italia, con ingresso di aria più fresca dalla porta della Bora e calo delle temperature in quota sul versante adriatico. Questo porterà ad un ponte del 1 maggio con tempo stabile, ma attenzione, da domenica aumenta la nuvolosità e nella prima parte della settimana potrebbero arrivare delle perturbazioni atlantiche. Nel corso del pomeriggio miglioramento a partire dal levante e schiarite via via più diffuse che si tradurranno in cieli limpidi in serata, lievemente velati a ponente con venti moderati dai quadranti settentrionali e intensificazioni con raffiche fino a 60-70 km/h tra Savonese e Genovesato. Poi in serata le correnti saranno in lieve calo. Mare mosso sull'Imperiese, poco mosso altrove, temperature massime intorno ai 22 gradi. Per domani, venerdì 1 maggio, i previsori limite si attendono una giornata soleggiata con cieli prevalentemente sereni, salvo qualche innocua nuvola sugli Appennini centrali, venti moderati a tratti tesi da nord, mare stirato sotto costa da poco mosso a mosso al largo e mosso a ponente in serata, le temperature minime in calo, le massime stazionarie. Cenno alla previsione per sabato 2 maggio, tempo stabile ma con cieli velati coperti in serata a ponente, venti deboli a tratti moderati a regime di brezza con mare poco mosso quasi calmo, temperature stazionarie.